dalle belle città date al nemico, fuggimmo su per le aride montagne, cercando libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù del suol tradito. Lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo cuori e muscoli in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella legge che ci accompagna sarà la fede dell'avvenire. Nell'estate del 1944 le forze partigiane, formatesi nei territori del nord Italia, erano diventate una vera spina nel fianco per le forze nazifasciste, continuamente soggette ad atti di sabotaggio alle linee ferroviarie, stradali, elettriche e telefoniche. I partigiani nelle valli alpine e nelle pianure occupate ostacolavano i nemici e con varie incursioni perversavano nei territori, formando a volte vere e proprie repubbliche libere. Fu per questo che, una volta arrestatasi stabilmente l'avanzata alleata lungo la linea gotica, facendo così svanire le speranze di una rapida liberazione dell'Italia settentrionale, il comandante delle truppe tedesche in Italia, Albert von Kesselring, decise di attuare un'operazione su larga scala, impiegando ingenti forze al fine di liberare il nord dalle formazioni partigiane. Anche il gruppo Brigate Vittorio Veneto della divisione Nino Nannetti, stanziatosi in Cansiglio, fu investito da un imponente rastrellamento che cominciò sul finire dell'agosto 1944 e si concluse il 10 settembre. In quei convulsi giorni di combattimento il Cansiglio fu circondato dalle forze nazifasciste. Ad una le formazioni che circondavano ad Anello l'Altopiano, sede del comando Gruppo Brigate Vittorio Veneto e del comando Divisione Nino Nannetti, diedero il loro contributo per frenare l'avanzata nemica. Un luogo molto importante ai fini della battaglia fu Collalt. L'altura, posta al confine orientale dell'Altopiano, fu più volte investita dall'attacco di soverchianti forze tedesche. I battaglioni Nieve e Manara mantennero le posizioni ed anzi contrattaccarono arditamente, mettendo in fuga gli assalitori e spingendosi fino al sottostante abitato di Sarone. Il monumento è posto al confine tra Veneto e Friuli, su un'altura che domina su tutta la pianura sottostante. Sui 4 lati versi incisi ricordano i 406 caduti della divisione Garibaldi Nino Nannetti, esaltando il loro sacrificio all'onore e alla libertà d'Italia. Sempre in quei 2 giorni di scontri sul settore difensivo posto a cavallo del Monte Pizzocche e della Valle Pisina si ebbero duri combattimenti tra i partigiani della brigata Cairoli e le truppe tedesche, intenzionate ad impossessarsi della posizione. Sorpresi dall'attacco dei tedeschi, che risalivano un impervio sentiero da Pian de Spina, dopo un iniziale sbandamento i partigiani riuscirono a riorganizzare una difesa lungo le pendici e sui prati del Catonte. Nonostante l'impeto dei tedeschi e i pesanti colpi dell'artiglieria nemica che li precedette, i garibaldini tennero a lungo la posizione, fino al termine delle loro munizioni. All'imbrunire fu dato l'ordine di attacco all'arma bianca. In questo frangente i garibaldini dimostrarono una disciplina ed un coraggio tali da permettere, nonostante tutto, di respingere gli attaccanti. A causa però della scarsità di munizioni dovuta ai mancati lanci da parte degli alleati e della soverchiante forza nemica, vista l'impossibilità di mantenere la posizione, anche qui fu dato l'ordine di sganciamento a piccoli gruppi. Lungo le varie direttrici che si insinuavano tra le mali dello schieramento nemico, tra boscaglie, valloni e ripide scarpate, i giovani combattenti riuscirono con successo a trovare scampo, rifugiandosi quindi nei paesi, fin nelle case o in luoghi che permettessero di nascondersi, finché il nemico non si fosse ritirato dal Cansiglio. Quando attorno al 10 settembre il cerchio degli attaccanti si strinse attorno agli edifici del comando partigiano, ormai la gran parte dei combattenti era nascosta nei paesi o nella boscaglia, lasciando il nemico con un pugno di mosche. Non potendo contrastare un avversario impalpabile, i nazifascisti tornarono in pianura dopo qualche giorno, non senza sfogarsi sui poveri abitati della piana. Al centro del Pian Cansiglio sorge il monumento ai caduti, ideato dallo scultore Augusto Müller, nel luogo dove i giovani combattenti delle province di Belluno, Treviso e Pordenone si incontrarono. Il monumento simboleggia pace e libertà, ideale e fine stesso della resistenza. Molti di loro avevano idee semplici ma chiare, ben definibili con una canzone, Oltre il ponte.
ragazza dalle guance di pesca, oh ragazza dalle guance d'aurora, io spero che a narrarti riesca la mia vita all'età che tu hai ora. Copri fuoco la truppa tedesca, la città dominava, siam pronti. Chi non vuole chinare la testa, con noi prenda la strada dei monti. Silenziosa sugli aghi di pino, su spinosi ricci di castagne, una squadra nel buio mattino discendeva l'oscura montagna. La speranza era nostra compagna, assaltar caposaldi nemici, conquistandoci l'armi in battaglia, scalzi e lacci eppure felici. Avevamo 20 anni oltre il ponte che in mano nemica, vedevamo l'altra riva, la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte, tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore. A 20 anni la vita è oltre il ponte, oltre il ponte comincia l'amore. Non è detto che fossimo santi, l'eroismo non è sovraumano, corri a passi, dai balza avanti, ogni passo che fai non è vano. Vedevamo a portata di mano, dietro il tronco, il cespuglio, il cannetto, l'avvenire di un mondo più umano, è più giusto, più libero e lieto. Oramai tutti han famiglia, hanno figli che non sanno la storia di ieri. Io son solo e passeggio tra i tigli, con te cara che allora non